Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Promo Turismo FVG. C'era una volta un confine conteso, solcato da trincee. Oggi quel confine si chiama Walk of Peace. Benvenuti ai itinerari del Friuli Venezia Giulia. In questa nuova puntata con Promo Turismo FVG vi portiamo a camminare nella storia, in un viaggio che unisce passato e presente, memoria e speranza. Oltre 500 chilometri e 30 tappe per un percorso che si snoda tra Italia e Slovenia, seguendo proprio le tracce della Grande Guerra sul fronte dell'Isonzo. Un cammino che racconta sì ferite, ma anche una storia di grande rinascita. A guidarci in questo viaggio c'è con noi Elisa De Zan, esperto sui siti della Grande Guerra e profonda conoscitrice del nostro territorio, che oggi ci accompagnerà alla scoperta del Walk of Peace. Ciao Elisa, buongiorno. Buongiorno a voi. Elisa, allora andiamo subito sul percorso. Ti chiedo cosa rende questo itinerario così unico rispetto anche ad altri cammini storici o naturalistici del nostro territorio? Allora, la sua peculiarità, secondo me, la sua ricchezza di elementi differenti tra loro, ma che raccontano tutti una grande storia, la storia della Grande Guerra. Questo percorso, come ricordavi tu, è molto lungo, parliamo di 500 chilometri e oltre, parliamo di un percorso che si snoda, attraversa, segue il fiume Isonzo, attraversa paesi, paesaggi, cittadine, è un percorso che mostra tante cose diverse che però tutte assieme aiutano a veicolare un racconto estremamente affascinante, ma anche intenso e complicato, proprio per questo così diciamo così forte. Cosa lo contraddistingue? Lo contraddistingue la presenza di testimonianze diverse fra loro, ma complementari, trincee, camminamenti, osservatori, musei all'aperto, chiese, cimiteri di guerra, ossari, memoriali. È incredibilmente vario da questo punto di vista. Tra i luoghi poi più significativi anche del percorso c'è il Monte San Michele, che è stato teatro di aspri combattimenti durante la Grande Guerra. Qual è, ti chiedo, il valore simbolico di questo luogo, soprattutto oggi, e come viene vissuto da chi lo visita? Allora, il Monte San Michele è un luogo che ha un posto particolarmente importante nell'immaginario collettivo della Grande Guerra sul fronte dell'Isonzo. È un luogo quasi mitico per certi aspetti, nel senso che racconta la guerra ed è entrato a far parte del mito della Grande Guerra. Dal punto di vista storico, molto brevemente, il San Michele da inizio guerra fino all'agosto del 1916 con la sesta battaglia dell'Isonzo rappresentava il caposaldo meridionale della testa di ponte austro-ungarica di Gorizia. Poi con la sesta battaglia dell'Isonzo viene inserito nel sistema di difesa arretrata italiana. Ma la storia del Monte San Michele è una storia che va oltre la Grande Guerra. Nel 1922 il Monte San Michele diventa zona monumentale, una zona destinata ufficialmente a tramandare il ricordo della Grande Guerra. È un luogo, hai detto bene, dal valore fortemente simbolico, diventerà il monte della trincea per eccellenza e le persone che arrivano sul Monte San Michele percepiscono questo fortissimo quasi potere del monte stesso nel raccontare i fatti che l'ha interessato durante il conflitto. Oggi la natura in parte è andata a ricoprire alcune delle testimonianze, altre invece sono molto visibili, ma il monte nel suo insieme è un sito particolarmente affascinante e particolarmente anche ricco dal punto di vista del racconto storico. Cosa si può trovare per chi arriva sul Monte San Michele? Si può trovare una grande varietà di testimonianze, si può trovare anche una struttura museale, il Museo del San Michele, particolarmente innovativa, che veicola il racconto storico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, pensiamo alla realtà aumentata, alla realtà virtuale, sempre al servizio del racconto storico. Le persone sul Monte San Michele possono entrare all'interno di una galleria cannoniera che è stata costruita dai reparti italiani dopo l'agosto del 16 per ospitare
artiglierie, e anche questa è una parte esperienziale molto importante. E quindi è un po' un calarsi in un monte che oggi racconta ancora tantissimo, in maniera anche molto diretta, di quelli che furono i fatti della Grande Guerra, uno dei luoghi più atroci del fronte dell'Isonzo, oggi un luogo meravigliosamente bello anche dal punto di vista dell'escursionismo, del paesaggio. Si vede Elisa che sei una grande conoscitrice e appassionata anche di storia del nostro territorio e soprattutto del periodo della Grande Guerra, quindi visitare questi luoghi con te deve essere davvero una grande emozione. Ma volevo chiudere anche con un viaggio culturale, perché ti volevo chiedere in che modo la letteratura, la poesia, l'arte aiutano a dare voce alla memoria di questi luoghi? Allora, la storia della Grande Guerra è una storia affascinante, è una storia incredibilmente complessa dal punto di vista militare e dal punto di vista di tutta una serie di implicazioni che vanno a toccare poi diversi aspetti di vita dell'uomo durante quel periodo. Lo sforzo di ricostruzione, di comprensione è uno sforzo particolarmente impegnativo, e allora la poesia, l'arte, l'architettura sono tutti strumenti che vanno considerati e vanno anche utilizzati da chi come me, ad esempio, si occupa di divulgare questi temi. Penso al Monte San Michele di cui abbiamo appena parlato, e penso come anche durante le uscite, durante le escursioni, sia importante avvalersi di testimonianze di letteratura di guerra, dello storytelling, che può essere uno storytelling anche d'autore. Pensiamo alla voce di Giuseppe Ungaretti, ad esempio, che è una delle voci più importanti che raccontano la guerra sul San Michele dal punto di vista poetico italiano, ma la voce anche di tanti autori da parte austro-ungarica che raccontano il medesimo conflitto, i medesimi sentimenti. Pensiamo anche alle architetture parlanti presenti sul territorio. Non lontano dal Monte San Michele troviamo il Sacrario Militare Italiano di Re di Puglia, questa costruzione maestosa, solenne, ieratica, completamente diversa per impostazione, ad esempio la struttura del cimitero austro-ungarico. Sono testimonianze che vanno lette assieme, che diventano strumenti per avvicinare le persone a un racconto così intenso e così complesso. Direi che il nostro viaggio nella storia e nella letteratura è completo e ora non ci resta che provare anche questa esperienza. Volevo anche ricordare a chi ci sta ascoltando che proprio in questo 2025, che è l'anno che celebra il traguardo di Gorizia e Nova Gorica, capitale europea della cultura, la tappa numero 8 si chiama proprio Trg Europe e parte dalla città di Gorizia, unita a Nova Gorica da Piazza della Transalpina. Adesso è dedicata un'intera tappa che conduce a scoprire luoghi come l'ossario di Oslavia, il museo all'aperto del Monte Sabotino, il Monte Calvario e diversi altri luoghi, quindi tutti da sperimentare e da vivere. Io ringrazio Elisa De Zan per essere stata con noi oggi, per averci portato sulle tracce della Grande Guerra in questo Walk of Peace. Ci vediamo direttamente a camminare insieme, Elisa. Vi ringrazio e vi aspetto sul Carso. Ciao. Su asfalto. Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Promo Turismo FVG. Un viaggio attraverso il Friuli Venezia Giulia scoprendo gli itinerari outdoor. Sia in bici o a piedi, lasciati trasportare dalla bellezza di paesaggi unici. Consulta gli itinerari al sito turismofvg.it.